Continua il caos migranti, anzi si sta aggravando di giorno in giorno. 96.000 sbarchi in questi primi mesi del 2017, record storico a fine anno, e non potrà che essere così, visto che finora non si fa che annunciare chiusura di porti che non ci sono. Poco fa si è saputo che faranno una cabina di regia tra Ministero degli Interni e Associazione dei Comuni. Poi ci sono altre chiacchiere, altre parole che riguardano visti temporanei che permetterebbero ai migranti di andare in Europa e quindi l'Austria chiude le frontiere. Insomma, è un caos assoluto, è un caos totale. Noi vogliamo lanciare un macigno nello stagno. C'è una legge, la legge Bossi-Fini, che ha introdotto il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e quindi è stata in qualche modo emendata la legge precedente, il testo unico del 98. Le responsabilità sono ovviamente previste dalla legge, riguardano le organizzazioni criminali che introducono illegalmente extracomunitari. Ci sono anche pene molto severe, dai 5 ai 15 anni di reclusione, e poi anche pene economiche molto pesanti che arrivano fino ai 20-30 mila euro per ciascuna persona portata illegalmente in Italia. Ci chiediamo, di fronte a questo silenzio assordante, a queste chiacchiere, a queste ciacole delle nostre istituzioni, perché non estendere il reato di favoreggiamento anche a quei membri del governo, a quei parlamentari che non fanno nulla o che prendono provvedimenti assolutamente sbagliati, che agevolano gli sbarchi, senza parlare poi di quello che succede ai confini settentrionali, perché arriva di tutto anche da quella parte. Si può assistere inermi di fronte a questa emergenza, che ormai non è un'emergenza, è una situazione allarmante, è un'invasione vera e propria con migliaia di sbarchi ogni giorno, al silenzio assordante dei nostri politici? Perché non dare loro una scossa? Non far capire loro che non si può andare avanti impuniti per sempre. Hanno le loro immunità parlamentari, hanno le loro tutele, ma se ci fossero dei parlamentari con gli attributi, sperando che siano veneti, che decidessero di proporre questa legge, di fare un disegno di legge che estenda questo reato anche ai politici inermi o completamente incapaci, allora forse daremmo una scossa, daremmo un segnale molto importante. Quindi noi lanciamo questo macigno nello stagno, e se non dovessero esserci dei politici favorevoli che non dovessero attivarsi in questo senso, ricordiamo che ci sono anche le leggi di iniziativa popolare. Basta raccogliere 50.000 firme per arrivare a varare una legge. E noi con le nostre 4 reti possiamo, vi garantisco, fare un battage tale a favore di questa iniziativa che 50.000 firme le raccogliamo in un batter d'occhio o quasi. Quindi questa è la nostra proposta. Andremo avanti nei prossimi giorni anche a sentire avvocati, a sentire i cittadini, a sentire i rappresentanti della politica locale e nazionale. Cerchiamo di vincere questa battaglia, perché altrimenti tra un po' ci troveremo completamente invasi. Siamo già assediati con tutte le conseguenze del caso: tensione sociale, problemi occupazionali, problemi di ordine pubblico. Cerchiamo di fermare questo flusso nel rispetto delle persone che scappano, ma che devono scappare dalle guerre. Non possiamo ospitare, l'abbiamo detto centinaia di volte, migliaia di immigrati economici.